Buonasera a tutti, visto TV, il nuovo de oggi, di 7 di aprile 2025, che ha sempre cominciamo diretto dare una baita tenda saida nostra, come si presenta e si presenta a voi, scoccolanne, bisogna questa nuvole che piano piano sono cucuzzanne, saida, si regalo carchi tretto del BIT, del succhelo, però insomma la nuvole come non diventare così scura, questa fotografia è fatta 15 minuti fa, che ma come già este ispusi scuro, succhelo, ecco. Bene, e di musica non era sotto la vallo proie, coccolato tutto da die, poi abba da salvatelo in poi. 6 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. Po' crasa, coccolato tutto da die e prosabba, cioè provate ad essere 7 sasotte, poi da essere che a sasel de zero. Batto di che grado temperatura massima e 7 gradi temperatura minima, quindi pol fritto de oie. Bene, deve aumentare chi il comitato super de Sadefes, ma oh, yeah, de Sanno Sata, dato l'appuntamento come scadenza il 27 aprile, poi presentare la domanda, può assegnare già scumbisi, già, quindi chi ha detto di manna entro il 27 di aprile a 7 di 0, questa è l'ultima scadenza. Altra cosa per rammentare che su 9 da no cadu al dies, insomma, a beste già Pasca de San Pastore e Sacraria de Santo Ioanne, organizzata a Sas Parrocchias de Santo Iulli e de sul Salvatore. Bisemuso. Bene, andiamo ad innanzi chi sa stampa ed è preciso. Mancata però un attimino, mancata una cosa, mancata Zabittese, mancata che è importante da ponere, quindi un attimo che la recuperiamo. Ecco qua. Inviata come siamo un attimino. Cominciamo proprio con Sabittese, cominciamo. Allora, non sono arrivate però la scusa. Eppure l'app inviata non è arrivata. Eccola qua. Ecco qua. Bittese con Rasi Oliena è finita 2-1. La Bittese ha segnato 2 al gol, Giorgio Calvisi, e poi sul terzo minuto al 64esimo Forno, e poi ha segnato del rigore Congio del Soliena, un rigore però metà contestato chi probabilmente manco Bitti. Comunque è possibile leader al rallentatore, il registratore che ha fatto la vittoria viene a 5 in questo momento il più inquadranne dai largo. Bitti Corraso da 1 e quindi siamo in classifica a 42 spunti e su Corrasi a 41 punti, quindi abbiamo sorpassato su Corrasi e in pratica siamo 1, 2, 3, 4, quinta posizione. A 2 spunti da su patata, la potremmo provare, naturalmente con il 2 lo si è reso sono le non potessi dire che sono messa in alto. E in un anno carenza di organici in tribunale, da oggi avvocati in sciopero, la protesta non si placca, toghe appesa il chiodo per tutta la settimana. A quanto pare sul tribunale di Nuoro è stato bloccato proprio che non va personale. Poi vabbè, altro no, che non va manovra, ad esempio le manovra finanziaria e sa regione, l'accordo rimane un miraggio, sarà scontro in aula, cresce l'irritazione del centrodestra, la maggioranza non apre su nulla, i consiglieri del centrodestra non riescono a nascondere l'irritazione,
la trattativa per consentire un via libera rapido alla manovra 2025 va avanti da giorni. I vertici degli schieramenti si sono confrontati più di una volta dentro e fuori il palazzo dell'Assemblea sarda. Lunedì scorso l'accordo era sembrato vicino, con l'appello lanciato in aula dal capogruppo di Forza Italia Paolo Truzzo. Chiediamo risposte non solo sugli enti locali, anche su trasporti e agricoltura, accolto dall'assessore al bilancio Giuseppe Meloni. Sembrava fatta. Dialogo difficile, ma a conti fatti sono le ultime indiscrezioni filtrate dalla minoranza, le aperture annunciate non ci sono, nessuna risposta sul sistema delle imprese, sui servizi per i cittadini, sulle tasse aeroportuali e sull'agricoltura. Dopo la decisione di Trump sui dazi, proprio per mitigare gli effetti, il centrodestra ha anche proposto di inserire in finanziaria misure ad hoc e niente. Ancora una volta il campo largo ha detto no. Il sospetto è che lo snellimento delle poste dei singoli assessorati, chiesto a chiare lettere dal responsabile del bilancio per recuperare spazi nella massa manovrabile, non sia andato a buon fine. Nessuno degli assessori avrebbe intenzione di fare passi indietro rispetto alle rispettive proposte di stanziamento. Ecco, in un beste già questione di fondo. Allora, tempi bui per il Made in Sardegna, la guerra di Donald Trump ci fa paura. Brusco stop degli ordini di marmo e granito dagli USA. Intenne, io. Intenne. Cammina pensieroso in quella cava con vista su Budosò. Poi Giovanni Soro osserva quei blocchi di granito accatastati. Qui a terra ci saranno 700.000 euro, merce che doveva essere già negli Stati Uniti, invece è tutto fermo. La preoccupazione si fa largo, il futuro cambia a copione e incontra l'incertezza. Travolge pure il settore lapideo, isolano. Graniti e marmo, Budosò e Orosei, il figlio è unico, inquieta i dazi, il filo è unico, inquieta i dazi trampiani vanno oltre le auto e l'agroalimentare, oltre commesse in America per la costruzione di chiese, lavori che circa per 2 milioni di euro. Con questi dazi, spiega l'imprenditore, avrei un aggravio di 400.000 euro. Spero solo che l'UE intervenga quanto prima con un contributo sulle esportazioni. Ecco qua, abituato ormai a sostegno, a sorristoro, come si narra. Cagliari, un punto fa gli sbadigli. È una partita pessima, quanto pare, ma comunque un punto che l'hanno escosito. Passo avanti dei rossoblù verso la salvezza, un solo tiro in porta di Piccoli, straordinari i tifosi sardi. Festa prima della gara, poi una sfida poco divertente sul campo dell'Empoli. E come la classifica scusta, a Cagliari 30 punti, Rutta Bisono Parma 27, Lecce 26, Empoli 20 battono, Venezia 21 e Monza 20 punti. Quindi namoro chi este a buono punto, viene a scala sopra, beste come a 33 punti, poi vabbè Satiro, Genova e così via, che sono troppi in alto, poi lo spot si chire. Va bene. E Gallinocche è un punto brutto, sporco e cattivo, ma fa bene al Cagliari. Pareggio senza reti sul campo dell'Empoli davanti a 1000 tifosi sardi per i rossoblù che restano a +6 sulla zona retrocessione. Consiglio, domani tocca al bilancio, l'obiettivo è il voto finale a Pasqua. Dimostrato questo argomento finanziaria regionale, la maggioranza cerca un'intesa per chiudere la pratica in 2 settimane.
Attrattività, le 6 opzioni per l'isola e di locale sono, che chiesti in data Claire Carbit e Mattias Corman, australiano. Stamattina all'Istre di Nuoro il rapporto dell'Ocse, ci sarà la Presidente Todd. Oggi alle 11 nell'auditorium dell'Istre di Nuoro in via Mereu si terrà la presentazione dei rapporti OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, organizzazione internazionale di studi economici, sede a Parigi, sul tema ripensare l'attrattività regionale verso una globalizzazione verde e inclusiva e valutare le prestazioni. Il report dell'OCSE riguarderà espressamente la Sardegna ed è stato preparato all'interno di un rapporto che riguarda 14 nazioni e 40 regioni, preparato dall'OCSE proprio sui temi della attrattività. Dopo i saluti istituzionali della Presidente Alessandra Todde, il report sarà illustrato da Claire Carbit, capo dell'unità di attrattività dell'OCSE. Analoghi rapporti sono stati preparati per altre 5 regioni italiane. Vabbè, interessante. Ho indeciso se biennale o no. Vinitaly 2025, numeri da record, 4.000 aziende da tutte le regioni. Inaugurata a Verona l'edizione numero 57. La fiera proseguirà fino al 9 aprile. Dazi USA, primi effetti sulle cantine. Gli importatori chiedono sconti del 20%, a rischio 400 milioni di euro. Ai vigneti ci pensa la l'intelligenza artificiale e il robot Fraschi, l'agrovoltaico come nuova frontiera. E dimostrate anche questo robot. Conf Cooperative presenta le principali innovazioni applicate alla viticoltura. Utilizzare le potenzialità della robotica e dell'intelligenza artificiale per mappare e monitorare la produzione agricola, avviare progetti per integrare agricoltura ed energia solare, sperimentando la crescita di viti in impianto sperimentando la crescita di viti in impianto per identificare le varietà di viti più adatte. Sono alcune delle più recenti innovazioni applicative applicate alla viticoltura che sono state presentate nell'ambito di un evento organizzato dalla Conf Cooperative all'interno di Vinitaly. Il prototipo di robot Fraschi è stato messo a punto dal laboratorio Joint Lab, frutto della partnership tra l'Istituto Italiano di Tecnologia e Consorzio Intellimec dell'Università di Bergamo. Le principali caratteristiche del robot, che è stato validato attraverso test sperimentali condotti in laboratorio su vigneti artificiali, sono la capacità di percepire l'ambiente e muoversi al suo interno, la raccolta di dati per mappare lo stato di salute e produttivo delle coltivazioni e la possibilità di effettuare specifiche operazioni sulle piante, cioè per praticamente essere in grado di leggere, se stanno bene, stanno male, può intervenire. Nel solco dell'impegno verso l'economia circolare e la sostenibilità, il gruppo Caviro ha inaugurato da alcuni mesi il più grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia, realizzato su un vigneto adiacente alle cantine del gruppo nella zona di Forlì. L'impianto, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, è stato completato in un anno ed è composto in totale da 63 tracker monoassiali e 1386 pannelli solari bifacciali su una superficie pari a 1,5 ettari. La produzione annua è di 1.300.000 kW di energia elettrica,
vabbè, per l'autosufficienza, il nuovo impianto, e va bene, va bene, va bene. Bis a Bologna della Piazza Europea. Lo spirito di Ventotene è qui. Migliaia di persone per chiedere un nuovo protagonismo del continente. Una manifestazione simile a quella che è stata organizzazione pubblica a tempo in Roma. Dazi, sarà la settimana decisiva. Meloni pronti a sostenere le imprese. Giù le mani, la protesta contro Trump, oltre 1200 manifestanti in tutti gli Stati Uniti contro le politiche del presidente. Sono 1200 manifestanti, però è stato da scontare che rispetto a questa fotografia, a me non mi pare nel 1200, mi pare nel Paiemizza, mi pare, ma comunque sia a maniera di contare sul numero. Sono migliaia le persone scese in strada sabato in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente USA Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell'amministrazione in materia di riduzione del personale pubblico, economia e diritti umani. Le oltre 1200 manifestazioni, 1200 manifestazioni, non 1200 persone, in tutto il paese sono state organizzate con lo slogan Hands Off, cioè giù le mani, da oltre 150 gruppi, tra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori delle comunità LGBTQ più e RAI. Questo è Michele LGBTQ+, vabbè, tocca dell'imparare, capire che questo maniera dello sclamare è cussa oramai. Veterani e attivisti elettorali. Manifestazioni si sono svolte al National Mall di Washington e in altre località dei 50 stati. In Massachusetts, per esempio, migliaia di persone si sono riunite nel parco Boston Common con cartelli che recitavano "Giù le mani dalla nostra democrazia". Anna Chiatora che si è vogliato per alcuni inquietudini. Le Pen lotterò come Martin Luther King, questa è il tanne lutto, zuppa di Martin Luther King, ma avete vinto a tissa che Martin Luther King, essa è una ladra, è condannata, può essere ladra, avete vinto a Martin Luther King. Dopo la condanna, la leader di estrema destra raduna i suoi sostenitori. Esta è contro l'Europa, anti-europea, però verso Europa che ha furato 2 milioni e passa di euro per mantenere sul partito suo. È come si paragona da King Martin Luther King che ha guerrato a troppo causa della chiesa sua, de fura e de bardanatura. Ieri in piazza Parigi anche Attal e i macroniani e gli studenti della gauche. Studenti della gauche non si comprende a favore dei chieini. Manifestante, Parigi, una domenica di sole a Parigi, dove estrema destra, estrema sinistra e centro di Macron contemporaneamente in piazze diverse, davanti agli invalides, i sostenitori di Marine Le Pen contro i giudici e la sentenza politica che minaccia di tenerla fuori dalle presidenziali tra 2 anni. Nella banlieue nord di Saint-Denis, Gabriel Attal e i macroniani a difendere i nostri giudici e le nostre istituzioni e promettere un progetto per il 2027. A République la sinistra divisa, assenti i socialisti, ma sospinta da tanti giovani che l'hanno chiamata una piazza contro l'estrema destra e la vittimizzazione di Le Pen. Meno male, meno male. E va bene. Le Pen si paragonano a Martin Luther King,
a ponere a Deus chi su cucu. Bene, che in questo tancamos questa novella de oggi e nos damos appuntamento torna a casa a Samatessi ora. Oggi è durato de manco 21 minuti e 10 secondi, no? Beh, sull'unico si spacca roba sul giornale, ma pure eventi che riguardano gli studi in realtà. Ammento di vedere e buona tutto da BC TV. Adioso e mentoso a craso.